A un passo dal cielo, a un passo dal tricolore, appassionati di futsal, buongiorno da Antonio Iozzo e benvenuti ad Anzio. Questo è il Palarinaldi, questa è Lazio Cagliari, la finale scudetto dell'Under 19 femminile. C'è chi va a caccia del bis e chi vuole cambiare la storia, chi cerca il quinto titolo consecutivo e chi insegue una prima volta assoluta, e poi ci sono i sogni di tante ragazze che rappresentano il futuro di questo sport. Lazio contro Cagliari, una sfida infinita. Si salutano le ragazze in campo, noi entriamo ancora di più in clima partita andando a scoprire le scelte di due allenatori. Lazio in campo con Partene tra i pali, in mezzo al campo Pantano, Conticelli, Moro ed Alessandri. Questo il quintetto di partenza scelto da Daniele Chilelli, che ha a disposizione anche Caiello, Moretti, Riccio, Calì, Raponi, Morello e Colangeli. Risponde il Cagliari che si schiera con Carboni Tonga tra i pali, in mezzo al campo Virdis, Dessì, Orru e Tronci. A disposizione di Moreno Giorgi ci sono anche Cicero, Porceddu e Riu, Talloru e Canu. Si caricano le due squadre. Solito momento importante per la Lazio che si raccoglie in cerchio. Cagliari invece davanti alla panchina ad ascoltare le indicazioni, le ultime indicazioni di Moreno Giorgi. Molto ampio il cerchio della Lazio. Noi andiamo anche a conoscere la terna arbitrale di questa finale che assegnerà lo scudetto dell'Under 19 femminile. A seguire alle ore 14 la finale dei playoff di Serie B femminile che vedrà in campo il Pero contro la Top 5. Dicevamo terna arbitrale composta da Stefano Puvia di Carrara e Francesco Sferrella di Pescara come arbitri. Al cronometro ci sarà Alessio Audoli di Aprilia. Forse avete sentito l'urlo della Lazio che si è caricata così. Il Cagliari intanto si dispone per la foto di rito, foto di squadra, 10 ragazze a disposizione di Moreno Giorgi. Foto anche per la Lazio. Effettuata, e allora si avvicina inesorabilmente il fischio d'inizio di questo match. Le due squadre si sono affrontate già 6 volte quest'anno, 4 vittorie della Lazio, 2 del Cagliari. Lazio che ha vinto i 2 precedenti stagionali disputati in gara secca da dentro o fuori, vale a dire la Supercoppa e i quarti di Coppa Italia. Lazio che punta al quinto titolo di fila. Momento d'oro per il settore giovanile biancoceleste, sia femminile che maschile. Una settimana fa, domenica scorsa, i trionfi dell'Under 15 e dell'Under 17 che hanno alzato il tricolore nel maschile. Ma adesso concentriamoci su questo match.
tutto pronto, sarà il Cagliari a dare il via a questa sfida. Cagliari da destra verso sinistra, fischietto in bocca, si parte, primo possesso del match per la squadra di Giorgi, il lancio di Tonga Carboni, pallone deviato in fallo laterale e allora le rossoblù continuano con il pallone tra i piedi, va a prendersi la rimessa Dessì, pallone intercettato per un attimo da Pantano, poi ancora Dessì, Lazio che prova ad aggredire il Cagliari che gioca tanto con il portiere ma rischia qualcosa, poi arriva Virdis che prova a mettere ordine ma perde il pallone, allora Pantano prova a ragionare sulla destra, sfortunata nel rimpallo, tocca per ultima e allora possesso per il Cagliari con Virdis che ricomincia da Carboni Tonga, pallone che si impenna, prova la Lazio a gestire, non ci riesce e allora ennesima rimessa per il Cagliari. Virdis all'indietro, il lancio del portiere, il recupero della Lazio che può calciare, ci prova, occasione per le biancoceleste, provano a ripartire invece le ragazze di Moreno Giorgi che va a parlare con Carboni Tonga, ancora servita, ancora un rischio, pallone recuperato, poi l'errore di D'Alessandri che cestina così una palla gol importante, sta rischiando tanto la squadra rossoblù sulla pressione rabbiosa della Lazio. Virdis, vediamo se mette la sua qualità al servizio della squadra, prova lo spunto, viene chiusa in fallo laterale da D'Alessandri che pochi istanti fa ha avuto la palla per sbloccare il match. Dessì, profondità, pallone per Tronci, l'uscita di Partene che blocca la sfera, poi va a lungo a cercare Pantano, il capitano Lotta si prende il fallo laterale e poi si va a prendere anche il centro dell'attacco in area di rigore, sul pallone invece Conticelli. Moro riceve indicazioni da Chilelli, pallone verso Pantano, destro al volo, fuori, non era semplice come conclusione, ha cercato la soluzione immediata il capitano biancoceleste, se la cava il Cagliari che prova con Virdis, lancio lungo, altro recupero della Lazio che ha approcciato molto bene il match. D'Alessandri tocca Virdis, si prende il fallo laterale la Lazio, 0-0 al Pala Rinaldi di Anzio in questa finale, con la Lazio che è partita meglio del Cagliari, Cagliari che sta provando a giocare con Carboni Tonga in fase di impostazione, ma la pressione della Lazio fin qui sta complicando la vita alle sarde. Pantano in mezzo, conclusione, la blocca Carboni Tonga che poi gioca corto per Dessì, attenzione Tronci controlla male a tu per tu con Partene. Cagliari che questa volta era uscito bene dalla pressione biancoceleste, poi è mancato sul più bello davanti alla porta, si resta sullo 0-0. Ancora la pressione della Lazio, il recupero con il tocco di Moro che però concede il fallo laterale al Cagliari che negli ultimi 2 anni ha vinto tutte le partite tranne quelle con la Lazio. Prova Orru, Tronci, buon lavoro Tronci, fermata, si lotta in mezzo al campo, ancora Tronci, ultimo tocco di Moro che mette in fallo laterale, terzo del primo tempo, sempre 0-0. Prova il Cagliari sulla destra con Orru, fermata la numero 6 che tocca anche per ultima. 6 sulla schiena, come 6 i gol realizzati in questa Final 8, 2 triplette sia ai quarti che in semifinale. Intanto il lancio, l'uscita e poi ancora la Lazio con il destro sporcato in fallo laterale. Ha provato Moro, insiste la Lazio che si mantiene in avanti. Pallone all'indietro, Moro, controllo, vuole lo spazio per calciare,
Ancora Lazio, conclusione, grande parata di Carboni-Tonga a dire di no alla Lazio, a preservare lo 0-0. Il mancino di Conticelli, l'occasione più grande di questo avvio. Ce n'è stata una potenziale per D'Alessandri che però ha calciato molto male. Pallone in mezzo, allontanato, Virdis mette giù, Tronci, non riesce a uscire il Cagliari. E ancora la Lazio che vuole il secondo scudetto consecutivo. Moro in avanti, pallone che passa, si spegne sul fondo. Dicevamo della Lazio che vuole il secondo tricolore di fila dopo quello conquistato a Cesena praticamente un anno fa, l'8 giugno del 2025, 1-0 contro il Bitonto con il gol decisivo di Pantano. Adesso il Cagliari sulla destra, pallone in mezzo, interessante, grande chiusura di Conticelli, poi il pallone riconsegnato alla squadra di Giorgi, Virdis salta Pantano, ancora Virdis in mezzo, pallone arretrato, Tronci non può arrivare. Il primo lampo di Alice Virdis, presente e futuro della nazionale italiana nonostante la sua giovanissima età, classe 2008, ma qualità, talento purissimo per la 11 che adesso recupera. Poi Partene risolve e lancia a lungo, è in anticipo Ru, ma recupera la Lazio. Moro, Conticelli, ancora Virdis, poi Conticelli contro Tronci, arriva anche Pantano, è una battaglia in mezzo al campo, vince Pantano che esce con il pallone tra i piedi, Pantano in avanti nel vuoto, nella terra di nessuno, e allora rimessa dal fondo, andrà Carboni-Tonga con le mani, pronta la 21, gioca corto verso Virdis, è sempre una buona idea dare il pallone alla numero 11, Pantano con il petto in anticipo, ancora Pantano a gestire con calma, lancio di Conticelli, D'Alessandri scappa via, pallone però lungo per la 5, anche trattenuta leggermente da De Sì che rischia, perde il pallone, conclusione di Moro, ribattuta da Orru, ancora Moro, cerca il guizzo sulla destra, si allunga il pallone, campo finito. E allora rimessa per il Cagliari. Quinto del primo tempo, non si sblocca il risultato qui ad Anzio, recupera ancora la Lazio con il tentativo di D'Alessandri, la risposta di Carboni-Tonga, poi la rimessa laterale per la squadra di Chilelli che sta facendo la partita, ha creato anche di più ma non è riuscita a sbloccare il match, almeno finora. In campo adesso Riccio che tocca il suo primo pallone scambiando con Moro, poi Pantano sul secondo palo, malinteso con Conticelli che si era posizionata sul dischetto del calcio di rigore, malinteso, e allora si salva il Cagliari che però sta subendo la pressione della squadra avversaria. 4 titoli di fila, 2 Coppe Italia, 1 scudetto e una Supercoppa. Conticelli, Moro in avanti, pallone interessante, Pantano anticipata, poi Virdis raddoppiata, fermata, si prende il fallo laterale. Virdis, De Sì, Carboni-Tonga, alza il pallone, Moro di testa, De Sì in avanti, pallone interessante, se la cava la Lazio con Partene. Calcio d'angolo per il Cagliari, De Sì prepara il mancino, lo prova, fuori, occasione Cagliari dalla distanza con De Sì che si prende anche il 5 di Virdis. Partene lunghissimo, Pantano usa il fisico, controllo, girata, colpisce male la 62 che l'aveva preparata molto bene. C'è stata anche una deviazione secondo il direttore di gara, allora sarà calcio d'angolo. Pantano che ha accumulato tanta esperienza anche in Serie A.
in Under 19 un lusso Pantano. Lo schema della Lazio, l'uscita di Carbonitonga senza paura, efficace a prendersi il pallone. Virdis a puntare, duello con Conticelli, lettura ottima della 37, rimessa dal fondo per la squadra di Moreno Giorgi Chilelli, un duello visto anche in Serie A, anche se Chilelli ha annunciato l'addio alla panchina della prima squadra femminile dopo 12 anni, un'era che si è chiusa ai quarti di finale scudetto contro la Roma capace di imporsi in gara 3 dopo aver perso gara 1 al Palatorrino. Lazio condizionata in gara 2 e in gara 3 dalle assenze pesantissime di Siclari e Barca, ha venduto cara la pelle, ma è passata la Roma, a sua volta eliminata dal Bitonto, che giocherà la finale contro il CMB il 14 giugno. Ma seguiamo questa di finale con il Cagliari che avanza, Carbonitonga fino in fondo, Partene a dire di no, poi la porta vuota, allora Moro può calciare, Carbonitonga rimedia, occasioni da una parte e dall'altra, prima il Cagliari con il suo portiere, poi la Lazio a cercare di sfruttare la porta vuota. Si accende la sfida, sempre 0-0, 5:36 sul cronometro del primo tempo qui ad Anzio al Pala Rinaldi. Ricordiamo alle 14 la finale dei playoff di Serie B femminile, alle 19 la finale di Coppa Lazio di Serie D maschile. Pallone in mezzo, respinto, fallo laterale, Lazio ancora in attacco. Conticelli sul pallone, Moro si avvicina, attenzione alla sua possibile conclusione, va alla 54 e mezzo, il muro rosso-blu, poi il pallone allontanato da Orru. Come detto 6 gol, 2 doppiette ai quarti, nel 9-4 al Sampierre e poi anche una tripletta nel 10-4 di ieri all'Audace Verona. Tra poco analizzeremo anche il cammino della Lazio, ma seguiamo prima questa giocata, questa conclusione e questo riflesso di Carbonitonga sul lampo di Riccio, che ha fatto tutto alla grande, ha cercato la porta, poi è rimasta anche a terra sull'intervento in scivolata. Non c'è neanche angolo, qualche dubbio, riparte Carbonitonga, ancora la pressione della Lazio, Virdis a lottare con Conticelli, fallo di Virdis, il primo del match, punizione battuta dalla Lazio che allora insiste, profondità, Pantano, ottimo lavoro in fase di stop e protezione del pallone, poi il suggerimento non è dei migliori, allora il Cagliari può gestire con Orru che si gira, prova la 6, Pantano recupera e si prende il fallo laterale. Possesso Lazio che ai quarti ha battuto per 4-2 il Falconara, mentre ieri si è imposta per 9-5 sulla Osta dopo essere passata sotto di 2 gol. Avvio lampo importante per la Osta che è volata sul 2-0, poi ha subito la rimonta biancoceleste con la Lazio che ha sistemato le cose già nel primo tempo, chiuso avanti di 2 gol sul 5-3. Settimo della prima frazione qui ad Anzio in questa finalissima che assegna lo scudetto Under 19 femminile. Conticelli per Moro, si fa vedere Riccio, Moro la ignora, cerca la profondità, si prende il fallo laterale sul tocco di Porceddu. Conticelli, Moro, Riccio cerca lo spunto, De Sila ferma, cerca Porceddu, pallone che passa e non viene tenuto in campo da Virdis. Sarà ancora Lazio dunque con Conticelli. Il lancio, Dessi di testa, alla fine la rimessa questa volta è delle rossoblù. Andrà Virdis che riceve il pallone dal suo portiere. Virdis per Carbonitonga che guadagna metri, il lancio, testa di Moro, pallone nei pressi del cronometrista, il signor Alessio Audoli di Aprilia. Virdis
altro destro potente, Partene non trattiene, Moro l'aiuta, poi Partene senza rischiare in fallo laterale. Porceddu, Orru, contenuta da Riccio. Ancora Cagliari, Dessì, fallo laterale, Virdis di prima intenzione, conclusione complicata che infatti termina lontano dai pali difesi da Partene. E allora può ripartire la Lazio con Pantano, a spazio sulla sinistra, Pantano in mezzo, il pallone passa, attraversa tutta l'area di rigore, brivido per il Cagliari. Ancora insidiosa l'azione della Lazio, che sta costruendo ma non sta finalizzando nel modo corretto, e allora persiste lo 0-0. Carboni Tonga in avanti, Moro prima di tutte ma con il tocco errato, e allora possesso Cagliari. Virdis immediatamente in avanti per Tronci che manca l'aggancio, occasione potenziale per il Cagliari. Partene con il lancio, Pantano con il controllo non perfetto, poi Tronci a terra. Dessì, si prosegue, rimessa laterale per le biancocelesti. Dessì che gioca con una vistosa fasciatura sul polso sinistro, imposta la Lazio, lancio di Moro, anticipo di Orru, Virdis recupera la Lazio, Pantano senza rischiare, Moro cerca lo spunto, lei rischia e perde il pallone, allora Orru può calciare con la punta, colpisce male, nessun problema per Partene. È un Cagliari più incisivo nelle ultime fasi, dopo un avvio di paura, merito anche della pressione della Lazio che continua a non far respirare la squadra di Giorgi. Adesso Partene con il lancio lungo, prova a girarsi ma non ce la fa Raponi, e allora Carboni Tonga ha bloccato e ha servito Virdis. Pallone perso da Alessandri, in mezzo non trova Raponi, altro rischio del Cagliari, altra chance sprecata dalla Lazio che sta mancando nell'ultimo tocco, quello più importante. Moro, ennesimo anticipo, Moro supera il centrocampo, esagera, chiusa, poi Raponi, facile per Carboni Tonga che blocca senza problemi, poi Dessì con il lancio, Partene rischia l'uscita, Virdis in anticipo, non trova la porta, brivido questa volta per la Lazio, dormita della difesa biancoceleste, lo scatto di Virdis, l'anticipo su Partene, il tocco fuori di poco. Moro con il lancio, Raponi con la testa, Virdis anche, Tronci a lottare, passa la 2 che però termina a terra. Mantiene il possesso, protesta la Lazio, Tronci nel traffico, Dessì, Virdis sulla sinistra, possibile 1 contro 1, finte, Virdis in mezzo, Moro in fallo laterale, a terra Conticelli, gioco fermo quando mancano 11 primi e un secondo all'intervallo di questa finale, ancora bloccata sullo 0-0. Riprende il gioco, nulla di grave per Conticelli che resta in campo, Virdis, Dessì sulla destra, punta, Dessì, mancino, deviato da Orru, e allora rimessa Lazio, richiamata in panchina Moro, al suo posto Pantano. Ci avviciniamo alla metà del primo tempo. Lancio di Conticelli, testa di Orru, pallone bloccato dal cronometrista, rimessa ancora per la Lazio. Pantano scambia con Conticelli, profondità, Raponi regala il pallone a Virdis che può puntare, pronto il raddoppio, basta Conticelli,
grande lavoro della 37. Non si è ancora accesa Virdis, merito anche di Conticelli che qui ha chiuso e si è presa il fallo, il secondo commesso dal Cagliari. Nessuna scorrettezza invece per la Lazio che fa girare il pallone servendo Pantano sulla sinistra. Raponi di prima intenzione, Tronci in fallo laterale. Conticelli sul punto di battuta, si fa vedere Pantano che scambia con la 37, esterno della rete, nessuna deviazione, rimessa dal fondo. Orru, non si chiude il triangolo con Dessì, si lamenta ancora Moreno Giorgi. Pantano per la rimessa laterale, si allaccia lo scarpino sinistro, intanto Tronci, Pantano a terra, fallo di Dessì che qui rischia anche il cartellino. Punizione battuta velocemente, arriva Virdis, grande chiusura, combatte la numero 11 che poi ricomincia dal suo portiere, lancio lungo per l'altro portiere Partene che va da Pantano. Conticelli, siamo a metà del primo tempo, lancio lungo, Raponi, controllo, difesa del pallone, scarico su Pantano che va lungo ma non trova nessuna compagna, la presa di Carbonitonga, poi la giocata di Tronci, trattenuta, si prosegue, Pantano chiude, riparte anche lei, Raponi fermata da Dessì, rimessa laterale per la squadra campione d'Italia in carica, la Lazio di Daniele Chilelli. Pantano sul punto di battuta, il capitano si muove da Alessandri, ignorata, pallone per Conticelli e arriva il gol su palla inattiva, la sblocca la Lazio, 1-0 all'11° del primo tempo. Si è sbloccata la finale, Lazio avanti, time out Cagliari. Moreno Giorgi ha cercato di dare subito una scossa al suo Cagliari chiamando il time out dopo il gol al volo di Conticelli. Attenzione, Orru davanti alla porta, si divora il pareggio, occasione immediata per il Cagliari a un passo dall'1-1 sulla dormita della Lazio. Che rischio per la squadra di Chilelli che però resta avanti. D'Alessandri prova sulla sinistra, D'Alessandri rientra a destro, debole, neutralizzato senza problemi da Carbonitonga. Poi Virdis, Orru, altra chance contenuta da D'Alessandri, poi Partene per Pantano, Pantano allarga sulla sinistra, controlla male però Morello. Carbonitonga in avanti, tiene in campo la sfera Conticelli, grande partita per la 37, al di là del gol un contributo prezioso in entrambe le fasi, anche in fase di contenimento sulla stella del Cagliari, vale a dire Alice Virdis.
Prestazione a 360 gradi di altissimo livello di Sara Conticelli, colei che sta decidendo questa finale. Manca ovviamente una vita, ma intanto la Lazio ha sbloccato il match. Lancio lungo, recupera il Cagliari, Virdis punta, allarga, pallone per Tronci, Tronci prepara il destro, se ne va, Tronci, palo, e poi la Lazio allontana. Occasione enorme per il Cagliari, che ha reagito molto bene allo svantaggio. Lancio lungo, testa di Orru, Carboni Tonga a bloccare la sfera. Lancio per Virdis, controllo, chiusura della solita Conticelli. Franco bollata alla numero 11. Virdis, Orru, prova De Sì, che salta molto bene Morello, che spende il fallo, il primo della Lazio. E a 3 il Cagliari a 8:20 dall'intervallo. Conte Passi, il direttore di gara, in barriera Pantano, che poi arretra lasciando in barriera la 70. Morello, Orru sul pallone, Orru cerca la porta, la deviazione di Partene che non corre rischi e mette in calcio d'angolo. De Sì sul punto di battuta, scucchiaia, Virdis di prima, è un pallone a cercare una compagna, la Lazio allontana e allora il Cagliari mantiene il controllo del pallone. Rimessa laterale, Virdis all'indietro, Orru destro, Murato, ripartenza Lazio con D'Alessandri, pallone buono per Morello, debole. Allora Carboni Tonga, Tronci passa, Tronci con il destro, altro recupero fenomenale di Sara Conticelli, galvanizzata dal gol. Prestazione sontuosa della 37 finora. De Sì per Orru, finta, destro, deviazione, calcio d'angolo. Adesso è il Cagliari a fare la partita. Dopo il gol di Conticelli, Virdis in mezzo, pallone allontanato, contropiede Lazio, superiorità numerica, attenzione a Conticelli che sgasa, mette in mezzo, grande lettura di Carboni Tonga, ma siamo già dall'altra parte con Virdis, 2 contro 1 Cagliari, Virdis rimontata da D'Alessandri, squadre lunghissime, Pantano da sola, Pantano calcia, Carboni Tonga se la ritrova lì dopo una prima parata, dopo il tocco di Morello. Adesso De Sì, chiusa da D'Alessandri, che si prende anche il fallo laterale. Un minuto di follia con cambi di fronte, occasioni da una parte e dall'altra. Si resta sull'1-0 per la Lazio, recupera il Cagliari, Virdis, sombrero, giocata da D'Alessandri ad aiutare Conticelli, poi Orru in fallo laterale, il capitano del Cagliari. Moro, Conticelli, Riccio può puntare, bruciata da De Sì. Conticelli, Moro, 1 contro 1 sulla fascia, Tronci recupera, difende il pallone, Moro se lo riprende con un fallo secondo il direttore di gara. Seconda scorrettezza della Lazio, sempre a 3 il Cagliari, 6:58 da giocare, la decide Conticelli, gol sugli sviluppi di un fallo laterale, assist di Pantano, destro al volo di Conticelli, battuta Carboni Tonga, eccola la 21 che va in avanti, Moro
per Riccio, che era tutta sola ma non riesce ad arrivare sul pallone. Allora rimessa Cagliari, Carbonitonga, controllo e poi apertura imprecisa sulla pressione di Riccio, contatto con la 21 del Cagliari. A terra Carbonitonga che si rialza e recupera la posizione tra i pali. Applaude tutto il pubblico del Pala Rinaldi. Gara fin qui molto molto corretta. Moro, Conticelli Moro, 1 contro 1, chiusura di Cicero. Conticelli imposta la 37, Riccio in avanti, Pantano lavora il pallone, lo protegge, lo scarica su Moro, poi Riccio si allunga la sfera, campo finito e allora rimesso dal fondo con le mani Carbonitonga. De Sì in avanti, Moro con il solito anticipo, recupera il Cagliari, Orru davanti alla porta, non perdona la pareggiata il Cagliari, 1-1, la firma della numero 6, settimo gol in questa Final 8 e il Cagliari ha ristabilito l'equilibrio. Tutto da rifare per la Lazio, che prova subito con questo lancio che diventa un tiro. Carbonitonga l'alza sopra la traversa. Finale che non sta deludendo le attese. Due grandi squadre con un sogno che si chiama scudetto. La Lazio per il bis, il Cagliari per una prima volta storica. 1-1 il punteggio. Conticelli ha sbloccato il match, lascia il pallone a Pantano, schema Moro anticipata da Orru, che ha pareggiato i conti. 7 gol in 3 partite, anzi in 2 partite e mezzo per la 6. Capitano e leader di questo Cagliari, Sveva Orru. L'altro capitano, Pantano batte in mezzo, deviazione, presa sicura di Carbonitonga. Poi Riccio recupera, 2 contro 1, Riccio calcia! E allora Carbonitonga a vita facile, un po' egoista la numero 8. Rimessa laterale per il Cagliari, rifiatiamo anche noi dopo minuti di follia. De Sì scucchiaia, Moro con il petto, Riccio in avanti, in fallo laterale, ancora Cagliari, 5:48 alla fine di un primo tempo molto intenso. Orru con il lancio, pallone che passa, viene controllato con lo sguardo da Partene, che rimetterà in gioco la sfera tra qualche istante. Pronta la numero 1, lungo per Pantano, anticipo di Orru, sfida tra capitani vinta da Orru, poi Moro in mezzo a 2, Moro da sola, salta tutte, calcia, Carbonitonga la blocca e lancia Virdis, pallone fuori, si dispera la numero 11 del Cagliari. Conticelli per Moro, Riccio, profondità, Pantano di prima, arriva Moro, a terra non c'è nulla, anzi sì, arriva dopo qualche istante il fischio e il direttore di gara. Quarto fallo del Cagliari, a terra Moro. Punizione Lazio, prima il time out chiesto da Daniele Ghillelli.
mancano 2 cartellini, che protesta. Terminato anche il secondo time out del primo tempo, dritti fino all'intervallo, 5:17 da giocare, parità d'Anzio, 1-1 al Pala Rinaldi in questa finale scudetto Under 19 femminile, vantaggio Lazio con Conticelli, pareggio Cagliari con Orru. Adesso palla inattiva per la Lazio, da una situazione simile è nato il vantaggio, era un fallo laterale, questa volta calcio di punizione con Pantano e Conticelli sul punto di battuta. Si allontana Pantano, Conticelli in avanti, schema che non riesce, riparte il Cagliari con Tronci, un po' isolata la 2 che viene chiusa, poi ancora Tronci con il destro, pallone fuori. Partene andrà con le mani, ha riposato nella sfida dei quarti la numero 1 che adesso va a servire da Alessandri. Conticelli, lancio, controlla la situazione Carboni Tonga, meno di 5 minuti all'intervallo, parità ad Anzio. Carboni Tonga con le mani, corto per Dessì, va lungo la 9, recupera Pantano, Moro con il destro, grande riflesso di Carboni Tonga che dice di no, l'aveva preparata molto bene la 54 di Chilelli, attenta la 21 di Giorgi, calcio d'angolo per Pantano, anzi rimessa laterale, Pantano in mezzo, ancora Pantano, conclusione, si immola Dessì sul destro a botta sicura di D'Alessandri, chance Lazio, insiste la squadra di Chilelli che prova a riprendere in mano il pallino del gioco a 4:42 dalla fine del primo tempo. Pantano, occhio alle palle inattive, calcio d'angolo Lazio, Pantano, Conticelli Pantano, poi Moro, destro, smorzato, ripartenza Cagliari, Orru per Virdis, pallone troppo largo. D'Alessandri, potrebbe servire Moro, lo fa in questo momento, ha spazio la 54 che ragiona, imposta, torna dalla 5, D'Alessandri fermata da Tronci in fallo laterale. Conticelli, Moro si allunga il pallone ma si prende il calcio d'angolo perché c'è stato un tocco rosso-blu. Pantano, sempre lei a battere, Pantano in mezzo forte, la tiene Carboni Tonga, Orru, difesa della sfera, recupero Lazio, poi Conticelli con il destro, pallone fuori. Virdis aggredita da Conticelli, Virdis allarga, Dessì di prima, male. Pressione efficace della Lazio che si prende la rimessa laterale, 3:55 da giocare in questo primo tempo, 1-1 al Pala Rinaldi. Pantano ancora a cercare Conticelli, situazione già vista, ancora Conticelli, D'Alessandri, destro, deviato, angolo. La Lazio ha cercato di ripetere
lo schema da cui è nato il gol del momentaneo 1-0. Calcio d'angolo con Pantano pronto a battere, pallone scucchiaiato, Conticelli mastica la conclusione, nessun problema per Carboni-Tonga. Pallone lungo, Moro in anticipo, Pantano riparte, Pantano in mezzo per Conticelli, tocco di ritorno intercettato da Virdis, lotta Conticelli, arriva Orru, poi Virdis con la suola, passa Virdis circondata, a terra il fallo di D'Alessandri sullo spunto di Alice Virdis. Chiede scusa D'Alessandri, ancora fair play in campo. Terzo fallo della Lazio, a 4 il Cagliari, a 206 secondi dalla fine di questo primo tempo. Virdis, Pantano in barriera, scala sul palo Moro, vediamo se cerca la battuta, posizione defilata, fischia il direttore di gara. Virdis con la rincorsa, Virdis con il destro verso la porta, è un gol capolavoro! Giocata da fenomeno di Alice Virdis, il Cagliari mette la freccia, la ribalta, 2-1. Basta poco a giocatrici così per accendersi e cambiare il destino di una partita. Lo ha fatto Virdis con una punizione da vedere e rivedere. Cagliari avanti, Lazio a inseguire. Una cannonata di Virdis che si prende i riflettori dopo un avvio complicato. La numero 11 ha fatto vedere le sue qualità da posizione defilata, con un bacio alla traversa, con un siluro ha portato avanti il Cagliari. La Lazio sotto per la prima volta in questo match, vediamo come reagisce. Fallo laterale battuto, deviazione, calcio d'angolo. Pantano, come sempre, si prende tutte le palle inattive, batte il capitano. Questa volta ci sorprende, lascia a Conticelli, Caiello, Pantano, Caiello in fallo laterale. Giallo per Daniele Chilelli, le proteste del tecnico biancoceleste. Sale Carboni-Tonga che si allarga sulla destra e allora Virdis la cerca e la trova. Carboni-Tonga con il destro in avanti, testa di Moro. Carboni-Tonga la blocca con le mani, poi va a lungo. Ultimo tocco di Dessì che si prende il 5 da Virdis, rimessa Lazio. 168 secondi alla sirena, 2-1 Cagliari in rimonta dopo il vantaggio di Conticelli. La reazione rosso-blu con Orru e Virdis, l'uscita di Carboni-Tonga, poi Dessì spazza via con la porta che era rimasta sguarnita. Partene con le mani a cercare Moro, arriva Orru, grande anticipo, Orru fermata da Conticelli. A terra la 6, Conticelli va a verificare le condizioni dell'avversaria, gioco fermo e allora respiriamo in attesa di un gran finale di frazione. Poi è passata sopra. Orru con il destro potente sul corpo di Caiello. Ancora Orru. Trascorsi 4 secondi e allora controfallo, possesso Lazio a 148 secondi dalla fine. Moro, Conticelli suolata, Moro messa in difficoltà da un pallone che forse non si aspettava.
ha cercato lo spunto sulla destra, ha consegnato la rimessa laterale alla squadra di Giorgi che conduce 2-1. Virdis, Carbonitonga con i piedi, con il lancio, l'anticipo di Moro che però concede un nuovo fallo laterale alle sarde. Virdis all'indietro, Carbonitonga, lancio, Moro, De Si la tiene in campo, va da Orru, De Si, è messa male la Lazio che però adesso rientra. Virdis, De Si in avanti, Conticelli in anticipo, non benissimo, De Si calcia, Mancino che non crea problemi a Partene. Meno di 2 minuti al termine del primo tempo. Rimessa Lazio. Sembra aver accusato il colpo la squadra di Chilelli, che però ha tutto il tempo per riprendersi. Caiello, profondità, Pantano, spalla alla porta, Conticelli vuole spazio, rischia, passa, Conticelli, De Si di testa, fallo laterale. Poteva lasciar scorrere la 9, dietro non c'era nessuna giocatrice della Lazio, ha preferito non rischiare e allora possesso biancoceleste a 92 secondi dalla sirena che sancirà la fine del primo tempo. Un bellissimo primo tempo. Pantano lascia Caiello forte, Moro male, se lo divora così Moro, un rigore in movimento sprecato dalla 54 che poi sfinita corre verso la panchina, al suo posto Riccio. Carbonitonga con le mani la 21, lancio lungo per Porceddu, pallone che passa, fallo laterale Lazio, 84 secondi da giocare. Caiello sul punto di battuta, Caiello che ha sbloccato il match contro il Falconara grazie a un calcio di rigore decretato per un fallo di mano. Caiello che poi ha anche trovato il 2-0 con cui si è chiuso il primo tempo. Partita finita 4-2 per la Lazio che ieri ha battuto invece 9-5 la Aosta in semifinale. Riccio in avanti, male, riparte Virdis, Virdis per De Si, Mancino fuori. 62 secondi, siamo vicinissimi all'ultimo minuto della prima frazione. Partene corto per Conticelli che va a sinistra, Riccio di prima, calibra male e allora il Cagliari può gestire mentre siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo. Fuori Porceddu, dentro Tronci. Le mosse di Giorgi che ha solo 10 giocatrici a disposizione. Virdis allontana, dicevamo del Cagliari con 10 giocatrici, in realtà 9 arruolabili perché Talloru non può entrare, infortunata, indistinta sì, ma non disponibile. 49 secondi, Riccio, vediamo se il primo tempo ci regala un'ultima emozione. Lancio lungo, Pantano, gran controllo, carezza al pallone, Conticelli arriva e la pareggia la Lazio, la doppietta di Conticelli, 2-2. Torna in parità questa finale, grande lavoro di Pantano e poi la solita firma di Conticelli, 2-2. Due gol di Conticelli, 2 assist di Pantano. Vediamo il Cagliari adesso con De Si in mezzo, pallone allontanato, Conticelli con la suola, Pantano torna dalla 37, in avanti per Riccio che cerca la porta, non la trova. È cambiata l'inerzia psicologica del match, Lazio che ha ritrovato fiducia, coraggio.
Adesso è il Cagliari che deve dare un segnale a livello mentale. Qui rischia la squadra di Giorgi. Rimessa Lazio, vuole chiudere in avanti la formazione di Chilelli. 19 secondi all'intervallo. Avanti così, dice Chilelli. Pantano, già 2 assist per il capitano della Lazio, che scucchiaia. Conticelli solo al volo, colpisce male con il destro. Connessione che funziona alla grande. Pantano, Conticelli, sono nati così i 2 gol della Lazio. Carbonitonga non controlla Orru, possesso biancoceleste, 13 secondi alla sirena. Conticelli vuole calciare lungo, il lancio parte, la chiama Carbonitonga che smanaccia in fallo laterale. 11 secondi. Attenzione all'asse Pantano-Conticelli. Pantano tocca male, ringrazia comunque Conticelli. Carbonitonga male, rimessa Lazio, 5 secondi alla fine. Pronta Conticelli, andrà a lungo la numero 37, il lancio parte, Carbonitonga smanaccia nuovamente. Ultima rimessa laterale per la Lazio a 2 secondi dalla fine. Pantano, si stacca Conticelli, Conticelli sulla sirena, pallone fuori. Finisce qui la prima frazione, 2-2 tra Lazio e Cagliari in questa finale scudetto. Vantaggio della Lazio con Conticelli, poi la rimonta del Cagliari che ribalta tutto con Orru e Virdis. Di nuovo Conticelli per il 2-2 con cui si chiude il primo tempo.
È ripresa la partita qui al Pala Rinaldi, primo possesso per la Lazio che però non riesce a costruire un'azione pericolosa, rimessa dal fondo con le mani. Carboni Tonga rimette in gioco la sfera, Virdis ha capito Pantano che si dispera perché non tocca bene, ma D'Alessandri lavora alla grande il pallone. Pantano allora viene fermata da Virdis in fallo laterale. Moro per Conticelli, controllo destro deviato in corner da Tronci. Prova a partire forte la squadra di Chilelli, avanti 1-0 nel primo tempo, poi capace di trovare il 2-2 nel finale. Pantano, Conticelli, sempre lo stesso schema, questa volta però sono trascorsi i 4 secondi. Allora il pallone è del Cagliari. Dessì, Virdis, Dessì rischia, Virdis in avanti, Orru a terra, si prosegue, Pantano, D'Alessandri, Pantano, D'Alessandri, scambiano le due, poi pallone allargato verso Conticelli, autrice di entrambi i gol biancocelesti, profondità e presa sicura di Carboni Tonga. Tronci rischia, Moro recupera, poi Orru rischia anche lei, confusione, mette ordine Carboni Tonga. Orru tocca per ultima, rimessa Lazio. Se n'è andato il primo minuto del secondo tempo. Moro, Conticelli, D'Alessandri, capisce Orru che però controlla male, alla fine Dessì l'aiuta. Virdis, bene per Tronci, il recupero di Moro, Moro può calciare, Moro, parata sensazionale di Carboni Tonga, si resta sul 2-2, super parata della 21 sulla conclusione di Ilenia Moro, Lazio vicinissima al nuovo vantaggio. Pantano in mezzo forte, deviazione del Cagliari, ancora rimessa laterale dall'altra parte, sempre Pantano verso il pallone. Occhio ovviamente alla connessione con Conticelli, cercata, anticipata dalla testa di Dessì, Conticelli protegge la rimessa laterale. 18:26 da giocare, con questo risultato si andrebbe però ai supplementari. D'Alessandri in avanti, pallone che passa, si spegne sul fondo, andrà con le mani Carboni Tonga, grande protagonista qualche istante fa con un intervento salva risultato. Dessì, Virdis, pressata da Conticelli, solito duello, ultimo tocco della 37 di Chilelli, possesso Cagliari con Virdis. Dessì, pallone buono per Tronci, poi Dessì passa a terra, trattenuta di D'Alessandri che rischia il giallo e se lo prende la prima ammonita del match, la numero 5 della Lazio, dopo 2 minuti della ripresa. Siamo lontani dalla porta di Partene, ma Virdis ha sistemato con estrema cura il pallone. Vediamo se cerca la porta. Virdis con il destro sbatte su D'Alessandri, pallone in fallo laterale, ci ha provato la numero 11, ovviamente rinfrancata dal gol spettacolare proprio su punizione, valso il momentaneo 2-1, il sorpasso del Cagliari nel primo tempo. Virdis di testa, D'Alessandri recupera, cerca la serpentina, viene fermata da Dessì che poi cerca la ruleta, fermata anche lei, Moro, Conticelli,
pallone per Moro, Tonga, che parata di Carboni Tonga, sempre lei a salvare il Cagliari, senza paura. Si resta sul 2-2, Lazio ancora un passo dal vantaggio. Azione un po' casuale, ma alla fine efficace della Lazio, che ha avuto la palla per il nuovo vantaggio, per tornare avanti. Conticelli, Pantano, ancora Conticelli, Carboni Tonga la blocca. Orru, scucchiaia, anticipo secco di D'Alessandri che torna da Pantano, arriva Virdis con la sua velocità per Tronci, letale la ripartenza del Cagliari, 3-2 per le sarde con la firma di Tronci. La Lazio crea, il Cagliari segna, 3-2 per la squadra di Giorgi, contropiede micidiale con il suggerimento di Virdis e poi la freddezza davanti alla porta di Federica Tronci. 3-2 Cagliari. Conticelli con il lancio, diventa un tiro, non rischia la presa Carboni Tonga, che ha salvato il Cagliari a inizio ripresa, permettendo poi alla squadra di Giorgi di trovare il guizzo e lampo per tornare a condurre questa finale scudetto. Pantano, scucchiaia, schema ormai capito dal Cagliari che va a chiudere su Conticelli, è la stessa 37 però a prendersi il pallone, a impostare, a scambiare con Pantano. Conticelli, Pantano, D'Alessandri, Conticelli D'Alessandri nel cerchio di centrocampo, Pantano sulla sinistra, si accentra, imbucata a cercare Raponi, deviazione rimessa Lazio. Quarto del secondo tempo, il Cagliari è di nuovo avanti grazie a Tronci. Terzo gol per Tronci in questa Final 8, pallone in mezzo, Tronci in fallo laterale. Tronci a segno in tutte e tre le gare di questa Final 8, contro il Sampierre ai quarti, contro l'Audace in semifinale e oggi contro la Lazio nella sfida più importante dell'anno. Attacco stellare per Giorgi, 19 gol nelle prime due partite, con i 3 di oggi il Cagliari è salito a 22 reti in questa Final 8. Pantano, rimessa laterale, il capitano, 2 assist. Pantano, pallone bloccato da Carboni Tonga, che poi cerca Orru, pallone impossibile per la 6 e allora rimessa dal fondo, Partene con le mani. D'Alessandri all'indietro, Conticelli con il lancio troppo alto e allora rimessa dal fondo. Pantano in anticipo su Tronci, mette in fallo laterale, sistema il pallone Chilelli, batterà Virdis, ancora Virdis che allarga sulla destra, Carboni Tonga, controllo difettoso e allora possesso biancoceleste. Non si era accorta di nulla Pantano, che stava giocando il pallone come se nulla fosse.
sarà rimessa laterale, invece battuta adesso verso D'Alessandri, si torna da Pantano, tocco ancora per D'Alessandri, calibrato male, rimessa Cagliari a 15:55 dalla fine del secondo tempo. Alle 14 la finale dei playoff di Serie B femminile, in campo Pero e Top 5, rivali tutto l'anno, stesso girone, il girone A, anche quella una sfida infinita. Orru, Dessì, Pantano anticipa, riparte, tunnel, Pantano, giocata a destro, debole e fuori. Ha controllato senza problemi Carboni-Tonga, che adesso va con le mani, corto per Dessì che scucchiaia nella terra di nessuno, ha colpito male la 9 e allora possesso biancoceleste. Torna in campo Riccio, fuori da Alessandri. Lazio che può contare su più rotazioni, una squadra lunghissima per Daniele Chilelli, tante ragazze in tribuna qui al Pala Rinaldi. Cagliari invece molto corto con 10 ragazze, di cui una infortunata, Talloru, ed una che non è mai entrata, è Riu. Pallone recuperato da Virdis, attenzione Virdis, troppo lungo il suggerimento per Dessì, chiede scusa la numero 11, qui il Cagliari ha sprecato sul regalo della Lazio. Partene, va lungo per Raponi, anticipata, poi Tronci, fermata Raponi, Pantano, la vuole Conticelli, accontentata, 1 contro 1, dribbling, conclusione, rimessa laterale. Conticelli lascia a Pantano, Raponi si gira, giocata, poi la solita chiusura di Carboni-Tonga, bravissima la 21, senza paura, senza timore, a valanga a chiudere tutto. Pantano batte lei, Conticelli si stacca, cercata, trovata, tocca male e poi la presa di Carboni-Tonga. Virdis, Dessì con il lancio, Partene con la presa, poi Pantano senza paura, Conticelli non benissimo, Riccio anticipata da Tronci, colei che sta decidendo questa finale con l'unico gol del secondo tempo, quello che sta consegnando il 3-2 al Cagliari. Ovviamente la Lazio non vuole arrendersi. Conticelli verso la porta, Carboni-Tonga smanaccia, pallone in calcio d'angolo, Pantano, in mezzo forte, poi la conclusione cercata da Raponi, altra deviazione, altro possesso per la Lazio. Pantano, Conticelli altissimo, pallone in tribuna, rimessa dal fondo per il Cagliari. Carboni-Tonga, lungo per Orru, duello tra capitani, ultimo tocco della 6 rossoblu, possesso per Pantano, Riccio Pantano, tocca Orru, Conticelli la lascia passare, Pantano, Riccio si allunga il pallone, se ne va, la lettura fantastica di Carboni-Tonga che mette in fallo laterale. Riccio,
per Conticelli, controllo, finte, Conticelli si allarga troppo, campo finito e allora rimessa laterale per la squadra avanti nel punteggio in questa finale scudetto. 3-2 Cagliari. Lazio sotto dopo aver sbloccato il match con Conticelli a metà del primo tempo, poi la rimonta rossoblu con Orru e Virdis, il pareggio della solita Conticelli per il 2-2 con cui si è chiuso il primo tempo. A inizio ripresa la firma di Tronci. Pantano, Riccio se ne va ma viene rimontata da Virdis che qui fa una cosa molto preziosa. Carboni Tonga, Dessì, lancio, Pantano, netto anticipo, controllo non perfetto, pallone buono per Riccio, Riccio in mezzo, Conticelli si porta il pallone a casa, tripletta della 37, 3-3 al settimo del secondo tempo. Conticelli in versione bomber, 3 gol su 3 e lei che sta tenendo la Lazio in partita. E allora di nuovo equilibrio al Pala Rinaldi. Carboni Tonga, lancio, facile preda di Partene, anche lei lungo con le mani. Pantano, fermata da Virdis che scappa via, Virdis giocata, Virdis incontenibile, arriva Conticelli e mette in fallo laterale. 3 giocatrici per fermare la furia di Alice Virdis che si è presa il fallo laterale. Dessì sul pallone, sul secondo palo Moro, in fallo laterale ancora. Dessì, Orru si gira, si prende il corner. Chiama lo schema direttamente Giorgi dalla panchina, il numero 5, se abbiamo sentito bene. Vediamo cosa inventerà il Cagliari. Dessì, corto per Virdis, anticipata da Moro, prova a ripartire la Lazio con Riccio, Conticelli recupera Orru che sbatte su Tronci, un po' di confusione, si dispera Conticelli. Carboni Tonga, il corpo di Riccio, qui ha rischiato la 21. Virdis per questa rimessa laterale, gioca corto, Carboni Tonga con il lancio, Orru tocca male, rimessa laterale per la Lazio, Chilelli che fa il raccattapalle, posiziona il pallone, Moro pronto al lancio, colpisce male, Orru in anticipo, prima ginocchio poi petto, poi confusione, Pantano si gira, Carboni Tonga chiude lo specchio con l'ennesimo intervento prodigioso della sua partita. Virdis, Carboni Tonga aggredita, spazza via. Conticelli, eroina di questa finale con 3 gol, pronta al lancio, effettuato, Riccio non riesce a controllare, rimessa dal fondo, ottavo del secondo tempo. Una vita alla fine di questa ripresa, chissà se finirà anche la partita, al momento si andrebbe ai supplementari. Pantano chiude su Orru nel duello tra capitani. Dessì, pronta la 9.
3 gol in questa Final 8 per Dessì, che va da Tonga, recupera Pantano, attenzione, Pantano avanza, Riccio controlla, Riccio calcia 2 volte e 2 volte Carboni Tonga a chiudere lo specchio. Corner per la Lazio. Abbiamo visto Virdis rincuorare Carboni Tonga, ripresa dal suo allenatore, qualche errore nei rilanci. Attenzione, l'autogol di Tronci, la Lazio passa avanti 4-3. Time out Cagliari. Cagliari di nuovo costretto a inseguire. Finale in questo momento decisa da un autogol, quello di Tronci su calcio d'angolo. La controrimonta della Lazio, che adesso conduce 4-3. Carboni Tonga per Virdis che non controlla, poi Pantano si prende anche il fallo laterale sul tocco di Virdis. 11:46 da giocare, un gol a dividere queste due squadre con continui colpi di scena e capovolgimenti di fronte, di risultato. Pantano, Tronci chiude, Virdis aggredita da Riccio, Virdis concede il calcio d'angolo. Ottimo lavoro di Riccio con la pressione asfissiante su Virdis. Angolo, Pantano, scocchiaia, Conticelli sull'esterno della rete, a un passo dal poker personale. Lazio vicinissima al 5-3. Dessì in avanti, Pantano per Riccio, pallone troppo lungo. Allora Dessì sulla destra, Orru, fermata da Conticelli in fallo laterale. Dessì ricomincia da Carboni Tonga, che avanza, guadagna metri, allarga sulla sinistra, anticipo di Moro su Tronci, possesso ancora rossoblu, 11 minuti esatti alla fine del secondo tempo. Dessì servita sulla destra, in avanti per Orru, il capitano contro l'altro capitano Pantano, vediamo chi vince il duello. Orru tiene il pallone, ricomincia da Virdis, pressata da Conticelli, 1 contro 1, Virdis frenata, pallone per Orru, Orru contro Pantano, va via la 6 del Cagliari che cerca il mancino, pallone fuori non di molto, rimessa dal fondo mentre ci avviciniamo alla metà del secondo tempo. Partene con le mani, la numero 1, lungo per Pantano, Orru in anticipo, recupera Conticelli, superiorità per la Lazio, Virdis arriva e risolve, preziosissima la numero 11, poi il lancio lungo, attenzione a Orru, calcia Partene e poi arriva la conclusione di Cicero che non trova lo specchio.
Partene, D'Alessandri, Conticelli, lancio per Pantano, lascia scorrere Carboni Tonga che poi rimette in gioco il pallone con le mani servendo Virdis. Arriva immediatamente Conticelli, Virdis avanza, vince il rimpallo Orru, scucchiaia, recupera Moro per un attimo, poi di nuovo Cagliari con Virdis, De Sì, mancino, deviazione, calcio d'angolo D'Alessandri in scivolata. Siamo entrati nella seconda metà del secondo tempo, 9:54 da giocare, Lazio avanti di un gol, 4-3 sul Cagliari, possesso rossoblu. Conticelli non riesce a tenere in campo il pallone, allora ancora rimessa per il Cagliari con Virdis. Carboni Tonga avanza, la numero 21, supera il centrocampo, prepara il destro, lo prova, pallone buono per Cicero, Pantano a terra, fischia il direttore di gara, inutile la conclusione di Orru che comunque aveva mancato lo specchio di porta. Primo fallo del Cagliari, 1-1 la situazione per quanto riguarda le scorrettezze commesse in questo secondo tempo, 4-3 il punteggio, punizione Lazio, lancio lungo, testa di Orru ad anticipare Pantano, applaude Giorgi, rimessa Lazio. D'Alessandri a prendersi il pallone, Moro si avvicina, si allontana da Alessandri, Moro con il destro potente, trattenuta la palla da Carboni Tonga che poi chiede scusa, un po' di fretta da parte della 21, allora altra rimessa per la squadra campione d'Italia a caccia del bis. D'Alessandri per Pantano, spalla alla porta, si gira, destro tra le braccia di Carboni Tonga, poi De Sì contro D'Alessandri, duello sulla destra, ottimo lavoro della 5 che si prende la rimessa. (9:10) da giocare in questo secondo tempo. D'Alessandri, Conticelli, Moro, D'Alessandri rischia, Orru in anticipo, riparte il Cagliari, Orru tanto spazio, mancino deviato, angolo, troppo spazio per il capitano del Cagliari che ha cercato la porta, si deve accontentare del corner. Pallone in mezzo, Partene con la mano, ripartenza Lazio, Conticelli con troppa fretta, adesso un po' di stanchezza da una parte e dall'altra. Orru, punta Pantano che con la punta mette il pallone in fallo laterale. De Sì sul punto di battuta, Giorgi urla dalla panchina, De Sì all'indietro, Carboni Tonga riceve, controlla, addirittura un dribbling su D'Alessandri, Carboni Tonga con il destro, era partito benissimo questo tiro, qualità anche con i piedi per la 21. Calcio d'angolo, De Sì per Virdis, chiusa, altro corner per il Cagliari a caccia del pareggio. De Sì, Virdis in mezzo, pallone deviato, non trattenuto da Partene, riparte Moro, sbilanciata da Virdis. Secondo fallo del Cagliari. È ripartenza! Volevano un giallo dalla panchina della Lazio, semplice punizione, battuta a testa di Orru, pallone in fallo laterale. Una sola ammonita in questa finale, si tratta di D'Alessandri, numero 5 della Lazio, che adesso attacca con Pantano, pronto a battere la rimessa laterale. Pantano scucchiaia, Virdis addirittura con il petto, senza paura, rischiando ma uscendo alla grande. Orru si prende il fallo laterale sul tocco di Moro.
8:14 alla fine del match, anzi alla fine del secondo tempo, poi scopriremo se finirà anche il match. Orru pressata, passa Orru trattenuta, fallo di Moro. Si torna in parità per quanto riguarda i falli, 2-2. Dessì la vuole Virdis, si torna da Dessì, si va all'indietro da Carbonitonga che alza il pallone, Partene senza problemi. Moro ha un po' di spazio sulla destra, si allunga il pallone, mette in mezzo, chiedono una deviazione le giocatrici della Lazio, si prosegue con il possesso del Cagliari. Virdis perde il pallone, Moro recupera, Moro, poi Virdis, riparte lei, Virdis per Cicero con il destro, palo, poi Orru, fuori, con deviazione, calcio d'angolo, il palo di Cicero, secondo legno del Cagliari, nel primo tempo il palo di Tronci, giallo per proteste per Pantano. Secondo giallo per la Lazio da Alessandri e Pantano, secondo legno per il Cagliari, prima Tronci, poi Cicero, adesso calcio d'angolo, Orru scucchiaia, pallone lento e prevedibile, riparte la Lazio, 2 contro 1 da Alessandri per Pantano, Pantano di nuovo per D'Alessandri, pallone lungo, la Lazio spreca la palla del pokerissimo. C'è da sistemare la porta di Carbonitonga, adesso si può riprendere, Virdis la vuole, Virdis rischia, Virdis a terra, Moro regolarmente, Carbonitonga straordinaria, la Lazio sta sprecando, Cagliari tenuto in vita da Carbonitonga, sempre un gol a dividere queste due squadre. Altro recupero della Lazio con Moro che però controlla male, allora si resta sul 4-3 per la Lazio, Cagliari con la rimessa laterale, 7 minuti alla fine della ripresa, Virdis contro Moro, Virdis passa ma il campo è finito, sta cercando di caricarsi la squadra sulle spalle, Alice Virdis, autrice di un grande gol, quello del momentaneo 2-1 per il Cagliari, gol su punizione da vedere e rivedere, ma la Lazio è riuscita a contenerla bene. Riccio in avanti, Pantano lavora il pallone, spalla alla porta, duello con Orru, poi Virdis, confusione, Caiello con il mancino, poi Riccio, Caiello, alla fine il pallone messo in fallo laterale da Cicero che ha avuto la palla del 4-4 ma ha colpito il palo qualche istante fa. 6:38 da giocare, Riccio posiziona il pallone, poi lascia a Caiello, Caiello in mezzo, sbatte su Dessì, poi Riccio passa, Pantano con l'esterno, pallone sul fondo. Carbonitonga, Dessì a cercare Cicero, anticipo di Caiello, poi Riccio all'indietro, Pantano in avanti, bene per Caiello che controlla, si gira, poi tocca male, Carbonitonga per Virdis, aggredita immediatamente da Moro, passa Virdis, trattenuta, c'è il fallo, terzo fallo della Lazio. Di nuovo in campo Tronci che viene cercata da Dessì con un pallone complicato che termina in fallo laterale, fuori Riccio, dentro Conticelli, 3 gol per lei. La 37 va a servire Caiello, Moro tocca a Dessì, rimessa dal fondo per la Lazio con Partene che andrà con le mani a 5:58 dalla fine del secondo tempo, lancio lungo, Pantano, solito duello con Orru, destro di Pantano, poi Virdis, tocco con il braccio della numero 11, valutato
come non punibile dal direttore di gara, che assegna il calcio d'angolo al Cagliari. Pronta Virdis, in mezzo forte Partene, la tiene. Pantano di prima, male. Allora Virdis con il lancio, Partene blocca senza affanni, poi va da Conticelli, stop, difesa del pallone, Caiello aggredita, recupera Virdis, Virdis in mezzo a due, passa Virdis, ne supera un'altra, Virdis in mezzo, Orru contenuta, ancora Cagliari però, Orru fermata in fallo laterale, Orru in mezzo, Moro il più lontano possibile, Carbonitonga avanza, allarga male per Virdis, rimessa Lazio, Moro con il lancio, Pantano davanti alla porta, cerca il cucchiaio, Carbonitonga in corner, altra chance enorme per la Lazio. 5 minuti esatti alla fine del match. Pantano in mezzo, deviazione, Tronci, è nato così il 4-3 con un angolo deviato da Tronci nella sua porta, altro corner, ancora Pantano con il suo destro a scucchiaiare, pallone che passa, Conticelli con il mancino, altra deviazione, segna la Lazio che scappa sul +2, 5-3. Deviazione fondamentale, ma il gol è da attribuire a Conticelli, che dunque cala il poker. 4 gol e Lazio sul massimo vantaggio, +2. Virdis contro Conticelli, Virdis le finte, Conticelli resta lì, non abbocca, ancora Virdis, cerca il pallone sul secondo palo verso Tronci, sarà rimessa dal fondo. 4:36 da giocare, la Lazio ha allungato, Partene per Pantano che spizza, Carbonitonga blocca, la vuole Virdis, cercata, trovata, contenuta, indovinate da chi? Da Sara Conticelli. Recupera ancora Conticelli che poi riparte a battuta da Tronci, lascia proseguire il direttore di gara, protesta la Lazio, possesso Cagliari, Orru, la porta, recupera Moro, a terra Virdis, Moro va via ma si allunga il pallone e allora lascia scorrere Carbonitonga, rimessa dal fondo, Dessì, Virdis fermata, calcio di punizione per il Cagliari, quarto fallo della Lazio, Dessì in avanti, Tronci, Pantano, D'Alessandri, riparte la Lazio, si ferma D'Alessandri, ragiona e ricomincia da Pantano saggiamente, di nuovo la 5. Poi Pantano gestisce la Lazio che fa passare qualche secondo, poi il tocco errato di Pantano, non arriva Conticelli, rimessa Cagliari a 3:33 dalla fine del secondo tempo. Dessì, Carbonitonga in avanti, recupera Moro, sbilanciato il Cagliari, attenzione Conticelli di nuovo per Moro in estirata, non trova la porta. Orru, tanta stanchezza adesso soprattutto per il Cagliari che infatti commette un altro errore, rimessa Lazio, 193 secondi alla sirena.
Conticelli all'indietro, Moro, D'Alessandri, di nuovo Moro sulla sinistra, rimontata da Cicero che però concede il calcio d'angolo. Va benissimo così alla Lazio, 184 secondi da giocare, più 2 per la squadra di Chilelli, vicina al secondo scudetto di fila, al quinto titolo consecutivo. Cagliari permettendo, Pantano in mezzo, il colpo di testa e il gol di D'Alessandri, 6-3 Lazio. E adesso serve un miracolo al Cagliari, sotto di 3 gol. Carboni Tonga supera il centrocampo, prova con il destro, Partene allontana, poi Pantano, Virdis al volo, male, rimessa dal fondo. Partene, Virdis in anticipo, supera il centrocampo, Virdis da sola, sfortunata nel rimpallo, ancora possesso Lazio, sempre più vicino il trionfo per la squadra di Chilelli. Partene lungo per Pantano, spizza Virdis, blocca Carbonitonga, di nuovo Virdis contro Pantano, saltata Orru, spalla alla porta, Orru su Dessì, lancio lungo, Virdis ha un po' di spazio ma controlla male. (137 secondi alla fine del secondo tempo), Lazio sul più 3 in questa finale scudetto Under 19, a seguire la finale dei playoff di Serie B femminile, Pero contro Top 5. Prova il Cagliari a dare un senso a questo finale, lo abbiamo detto, serve un miracolo alle sarde che comunque meritano solo applausi. Dessì controlla dopo aver fintato il mancino, adesso lo prova, grande gol di Dessì, Cagliari sul meno 2 a 120 secondi dalla sirena. Due minuti da giocare, 2 gol di vantaggio per la Lazio che va a lungo, recupera il Cagliari con Cicero che lotta e si prende il fallo laterale. È tornata a crederci la squadra di Giorgi grazie a un lampo di Dessì che adesso serve Carbonitonga, avanza la 21, sempre lei, Carbonitonga, Partene respinge, poi Cagliello si prende il fallo laterale sul tocco di Orru. Vuole vederci chiaro Daniele Chilelli che chiama il time out a 100 secondi dalla fine del secondo tempo. Squadre di nuovo in campo dopo il secondo time out del secondo tempo, 100 secondi da giocare prima della sirena, possesso biancoceleste più 2 per la Lazio, batterà Sara Conticelli, 4 gol per lei, migliore in campo per distacco di questa finale. Conticelli lungo, Pantano corre ma non tiene in campo la sfera. Carbonitonga con le mani,
cerca l'anticipo Conticelli, pallone buono poi per Cicero che si gira, fermata da Alessandri in fallo laterale. 87 secondi alla fine, ci prova il Cagliari che ha bisogno di un gol per tornare a contatto sul -1, vuole difendere il +2 la Lazio. Pallone in mezzo, Cicero lascia, arriva Dessì, rimessa Lazio. Conticelli lungo, Virdis in anticipo, controlla bene il pallone, poi cerca lo spunto sulla destra, si allunga troppo la sfera. Conticelli il più lontano possibile. 69 secondi da giocare, siamo vicinissimi all'ultimo minuto del secondo tempo. Dessì in avanti tra le braccia di Partene che va a lungo a cercare Pantano, il capitano della Lazio mette in mezzo, arriva Moro, controlla però Carboni-Tonga che difende la rimessa laterale. 52 secondi da giocare, controfallo. Si lamenta Orru, può gestire la Lazio che può giocare con il cronometro. Conticelli con il mancino, devia Orru, altro possesso per la Lazio. 49 secondi alla fine. Conticelli in avanti, poi prova a ripartire il Cagliari con Cicero, fermata da Conticelli, a terra la 37, rimessa Lazio. 41 secondi alla fine, resta a terra Conticelli, stremata la numero 37. Partita veramente di un livello stratosferico, 4 gol ma anche una prestazione difensiva superba su Virdis e in generale su tutte le avversarie. Sara Conticelli. Moro adesso batte, Pantano cerca ancora Moro, rimessa Cagliari, sono passati altri secondi, ne mancano 37. Orru per Carboni-Tonga che supera il centrocampo, prepara il destro, lo prova, deviazione ancora Cagliari con il pallone da gestire a 30 secondi dalla sirena. Virdis per questa rimessa laterale, Carboni-Tonga è salita, va da Dessì con il mancino, -1 Cagliari a 25 secondi dalla sirena. C'è ancora una partita finale aperta al Palarinaldi. Sembrava chiusa, l'ha riaperta il Cagliari con una doppietta di Dessì e adesso ci crede e fa bene la squadra di Giorgi. 21 secondi da giocare, possesso rossoblu, Carboni-Tonga con le mani per Dessì, aggredita da Pantano, cerca Virdis, pallone complicato, gestito alla grande dalla numero 11, Virdis in avanti, chiude Conticelli, ancora Virdis per Orru, arriva il fischio del direttore di gara, calcio di punizione per la Lazio, terzo fallo del Cagliari. Conticelli con il lancio, Orru con la testa, Dessì, 5 secondi alla fine, chiude la Lazio, arriva Cicero, Cicero deve fare in fretta, non c'è più tempo, finisce qui e ancora trionfo Lazio, secondo scudetto di fila, quinto titolo consecutivo, c'è sempre e solo la Lazio nell'Under 19 femminile. La
la gioia della squadra di Daniele Chilelli che batte 6-5 il Cagliari. Una partita bellissima, alla fine premiate le biancocelesti che portano a casa, come detto, il secondo scudetto di fila, quinto titolo consecutivo con l'Under 19 femminile. Due scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa. Questo il dominio della Lazio. Applausi comunque per il Cagliari, prestazione enorme delle ragazze di Moreno Giorgi. Ovviamente deluse, ma il futuro è anche loro. Brave, brave, brave a tutte le protagoniste di questa splendida finale. Tra pochissimo le premiazioni.
Riprendiamo la linea dal Pala Rinaldi, è il momento delle premiazioni. Si comincia dagli arbitri che verranno premiati da Chiara Di Santi, delegato assembleare, e dai due consiglieri Francesco Novello e Stefano Salviati. Gli arbitri premiati sono Stefano Puvia di Carrara, Francesco Sferrella di Pescara e Alessio Audoli di Aprilia. Sono stati loro a dirigere questa finale che, come detto più volte, ha incoronato la Lazio, capace di domare per 6-5 il Cagliari, secondo scudetto di fila per le biancocelesti, quinto titolo consecutivo per l'Under 19 femminile capitolina. Momento magico per il settore giovanile della Lazio, che 7 giorni fa, domenica scorsa, ha festeggiato il doppio scudetto dell'Under 15 e dell'Under 17 maschili. Oggi quello dell'Under 19 femminile, quindi 3 scudetti in una settimana per il club biancoceleste, dominatore in ambito giovanile, lavoro eccezionale, tanti protagonisti alla base di questi successi, di questi risultati. Applausi anche al Cagliari, che però si è dovuta arrendere alla bestia nera Lazio. Applausi sinceri da parte di tutto il palazzetto per il Cagliari, che torna a casa con la medaglia d'argento. Cagliari premiato dai consiglieri Francesco Novello e Stefano Salviati. A premiare c'è anche Marco Tosini, responsabile calcio a 5 del CR Lazio. C'è la delusione ovviamente sui volti delle ragazze rossoblù, che però devono essere orgogliose di quanto fatto. Un cammino eccezionale fino alla finale scudetto. Si alzano ancora gli applausi da parte di tutto il Pala Rinaldi. Bravo, bravo, bravo davvero Cagliari. È il consigliere Francesco Novello a consegnare la targa per il secondo posto al capitano rossoblù, alla numero 6 Sveva Orru. Grande Final 8 per lei, condita da 7 gol. La migliore giocatrice della finale, Sara Conticelli. È il momento dell'MVP, premiata Sara Conticelli, non poteva essere altrimenti. 4 gol in questa finale. Il trionfo della Lazio porta soprattutto la sua firma. Francesco Novello. L'applauso va alla giocatrice del Cagliari, Carboni Longa. Dalla migliore giocatrice al miglior portiere, premio intitolato alla memoria di Vincenzo Davino.
premiata come miglior portiere Cristina Carbonitonga. Grande partita per lei, nonostante la sconfitta. Riceve il premio dal consigliere della divisione calcio 5 Francesco Novello. Brava, brava, brava anche alla 21, formidabile tra i pali ma anche in mezzo al campo con i piedi. E adesso spazio alla festa della Lazio. A premiare la Lazio il presidente della divisione calcio 5 Stefano Castiglia e il consigliere della divisione calcio 5 Umberto Ferrini. Salgono sul palco le biancocelesti. Tra poco la consegna della Coppa. L'ennesimo trionfo per la Lazio, secondo scudetto di fila, quinto titolo consecutivo per l'Under 19 femminile di Daniele Chilelli. Un dominio incontrastato. Vediamo se il palco basterà perché sono davvero in tantissimi. È il momento della consegna della Coppa. Coppa alzata al cielo.